Dopo 350 interventi dei vigili del fuoco, nottata da incubo nel veneziano, trevigiano e vicentino, alberi abbattuti, case e aziende scoperchiate, colture devastate, Zaia firma lo stato di emergenza regionale. Tragedia in A4 a Dolo, Porsche con targa svizzera tampona un camion fermo in una piazzola di sosta, muore il conducente, feriti 3 ragazzini di 12, 15 e 16 anni che erano a bordo, 2 sono gravi. Strage di Santo Stefano di Cadore, alle 21:15 la fiaccolata in memoria delle 3 vittime, domani mattina i funerali a Favaro Veneto, Antenna 3 li seguirà in diretta dalle 10. Macabro ritrovamento in una chiusa Mareno di Piave, il cadavere decapitato di una donna in acqua da circa 3 anni, potrebbe essere quello di un'anziana scomparsa nel 2020 a Santa Lucia di Piave. Nel novembre del 2020 a Cadoneghe uccise la moglie a coltellate, la Corte d'Assise d'Appello conferma il massimo della pena per un 42enne marocchino. Chiuse le indagini nei confronti del maniaco della stazione di Padova che terrorizzava e abusava delle donne, 8 le vittime del 20enne tunisino. Esce ufficialmente oggi in 73 sale d'Italia, 16 in Veneto, il film girato tra Treviso e Mogliano, Le mie ragazze di carta, sostenuto da Veneto Film Commission. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, in apertura anche di questa seconda edizione regionale dei nostri TG, l'ondata di maltempo che ha spazzato la scorsa notte la nostra regione. L'area maggiormente colpita è quella del Veneto orientale, il Porto Gruarese. Vediamo. Danni ingentissimi in fase di quantificazione per la tromba d'aria e nubifragio con forte grandine e un vento di una forza spaventosa superiore ai 120 km/h, quello abbattutisi nel Veneto la notte scorsa, interessando particolarmente le province di Venezia, Treviso e Vicenza. Oltre 350 le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco, di cui 150 nel solo veneziano. Fortunatamente nessun ferito, anche se il fortunale ha di Velpio abbattuto alberi, anche secolari, pali in cemento armato, piante e rami, capannoni e tetti di abitazioni, gravi danni alle colture, specie vigneti e alle piantagioni di mais. È il Porto Gruarese la zona più fortemente colpita e danneggiata. Abbiamo molti vigneti e sono stati fortemente danneggiati e quello è un danno che si ripercuote anche negli anni a venire, perché quando c'è una grandinata sul mais sei fregato un anno, se c'è una grandinata sul vigneto sei fregato per 3 anni. La fotografia di quanto accaduto è rappresentata da questa desolante immagine, ovvero quel che resta della storica quercia di Villanova di Fossalta di Portogruaro, classificata con tanto di decreto anni 60 come monumento nazionale con i suoi 700 anni di vita. Un dispiacere enorme per tutta la comunità e non soltanto. Situazione critica a Gruaro, Concordia Sagittaria, None Veneto e Pramaggiore, dove la viabilità, specie lungo la Triestina, è stata modificata per liberare la strada dagli alberi divelti e caduti. Perché c'erano degli alberi che erano caduti su strade provinciali, anche sulla strada statale, di conseguenza alcune strade erano bloccate, e quindi è un lavoro che è impegnativo e quindi credo che sia opportuno non ostacolare l'opera di chi come i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile stanno lavorando molto bene in queste ore. Danni anche nella zona attorno allo stadio e nel piccolo borgo di Sant'Agnese, lungo l'asse stradale occluso da piante e alberi e specie ai giardini privati, come è accaduto all'ex deputato e sottosegretario Paolo Scarpa, svegliato all'alba dalla sua cagnolina che gli ha fatto da sentinella. Era uno scenario agghiacciante da day after, dice oggi. Un danno certamente economico, ma direi che a questo punto è secondario. Il danno principale è il dolore infinito che procura a me e immagino a tutti gli altri come me vedere un giardino nel quale sei cresciuto, nel quale hai giocato da bambino, nel quale sei venuto neosposo tanti anni fa purtroppo, nel quale hai visto crescere le tue figlie, giocare i tuoi cani, vederlo distrutto. Ed ora i danni del maltempo nel Porto Gruarese, nelle immagini realizzate con la ricognizione aerea dei Vigili del Fuoco in elicottero. Ecco il sopralluogo aereo dell'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco nella zona del Porto Gruarese.
In mattinata l'elicottero ha effettuato una prima ricognizione per capire quali, quanti e dove i danni maggiori. Colpite moltissime abitazioni, tanti tetti scoperchiati dal forte vento e così pure i capannoni della zona industriale. Dalle immagini è chiaro come la tromba d'aria abbia letteralmente fatto volare qualunque cosa si trovasse al suo passaggio. Sedie, panchine e pure il capannone della sagra, la cronaca registrata dai vigili del fuoco, il cui dispositivo di soccorso è stato integrato con l'invio di squadre dei comandi di Verona, Rovigo e Padova presso il comando di Venezia, dove nel porto gurarese, ripetiamo, è stata segnalata la maggiore criticità. Anche TVO ha subito dei danni a causa del fortunale di questa notte, in particolare al terminal dei bus di Viale Diaz. Nella fattispecie il forte vento ha fatto cadere l'antenna del ponte radio, cosa che ha causato l'interruzione dei servizi tecnologici, danni in fase di quantificazione anche alle attrezzature del lavaggio bus e alle sbarre di ingresso. E dalla Veneto orientale alla Marca trevigiana, 140 gli interventi dei vigili del fuoco dall'Opitergino Mottense a Treviso città, dove è stata in particolare spazzata la zona nord, abbattuto anche uno dei due salici dei Buranelli tra i simboli della città. Mi dispiace tanto perché è la mia zona e vedere i salici piangenti ridotti così mi dispiace proprio. Anche perché abito qui da molto e tutti i giorni mi godevo sto verde che adesso non c'è più. Bruttissimo perché io sono nata qua e vedere tutto questo cambiamento eccetera è tremendo. Chi mai è stato qui a fare una foto? Che mai? Tutti i giovani siamo sempre qui, le persone anziane, siamo sempre tutti qua. Era uno dei simboli di Treviso, il salice degli innamorati dei Buranelli, ma in una notte di tregenda è stato abbattuto davanti a quello che ne rimane. Il sindaco Mario Conte parla di un evento meteo straordinario che solo per caso non ha avuto conseguenze peggiori. È uno degli scorci più belli, più fotografati e che perde uno dei due protagonisti, il salice piangente, però insomma verrà ripiantato quanto prima. Di certo però è giusto sottolineare che per fortuna non ci sono stati feriti e devo dire che visto il numero importante di alberi caduti è davvero un miracolo. Vento forte e grandine come palline da ping pong, migliaia di trevigiani tirati giù dal letto con i vigili del fuoco fin da subito impegnati su più fronti. Così la situazione a ridosso delle mura in zona Porta Caccianiga, dove per tutto il giorno hanno lavorato le squadre del pronto intervento. A pochi metri l'allestimento di Suoni di Marca. Il pensiero ovviamente è corso, no? sul fatto che se fosse successo durante la manifestazione Suoni di Marca con l'installazione dei palchi, con gli stand, sarebbe stato decisamente più problematico e probabilmente anche molto più pericoloso. Lì forse qualche ferito lo avremmo anche contato. Un grande albero è caduto su un'auto parcheggiata all'ex pattinodromo, un'altra pianta ha invaso il put interno a Varco Fra Giocondo. La conta dei danni è scattata alle prime luci dell'alba. 44 piante che sono cadute e ce ne sono probabilmente altrettante da abbattere perché sono spezzate in maniera importante. C'è da dire che una delle problematiche più importanti adesso è pulire le strade, perché venendo giù così tante foglie le caditoie sono intasate e dobbiamo evitare che in caso di un altro nubifragio o comunque di una pioggia si formino dei laghi. Ora l'appello va ai cittadini perché documentino i danni ai fini di eventuali rimborsi. Io continuo ad invitare i nostri cittadini a collaborare con le istituzioni, proprio perché più collaboriamo, maggiori informazioni abbiamo e prima interveniamo per ripristinare la normalità. Forte vento e grandine, flagellato anche il Vicentino, vediamo. Vicentino flagellato dal maltempo, un forte temporale stanotte accompagnato da raffiche di vento e grandine, una sessantina gli interventi effettuati in tutta la provincia dai vigili del fuoco impegnati su più fronti, dagli allagamenti agli alberi caduti, non sono stati segnalati danni a persone. Una notte veramente preoccupante perché non finiva mai questo vento, questa grandine grossa. Varie le zone colpite, da Costa Bissara, Isola Vicentina, da Malo a Torre Belvicino, da Monteviale a Caldogno, dove il forte vento ha abbattuto i cartelli stradali e sono stati ingenti i danni ai vetri delle auto parcheggiate.
Tante le auto danneggiate, come vedete questo il risultato della nottata di maltempo, con chicchi di grandine, grandi addirittura come arance. Anche il capoluogo è stato colpito a nord-est, sono arrivate oltre 40 segnalazioni a cui AMCPS ha fatto fronte. L'amministrazione, dopo lo sgombero dei rami dalle strade, ha disposto l'immediata pulizia delle caditoie, una verifica sulla stabilità delle alberature dei quartieri. Più colpita la cintura, qui siamo a Costa Bissara, in zona del cimitero, in cui una fila di aceri è stata completamente sradicata dalle forti raffiche di vento, compromesso anche il manto stradale. Grandine grossa, ha rotto anche il magazzino comunale, il tetto del magazzino comunale, molti lucernari sulle nostre strutture. Il fotovoltaico lo dobbiamo ancora verificare. Abbiamo avuto la fortuna di avere un gruppo di protezione civile molto importante che ha messo in sicurezza ciclabili, strade, piste, mettendo gli alberi da una parte, assicurando quindi stamattina subito la circolazione, insomma. Danni anche a Isola Vicentina, dove oltre ai rami che hanno occupato le carreggiate e le foglie che hanno ostruito i tombini, la struttura della sagra di Ignago è stata scoperchiata dal vento. Con il vento appunto delle strutture si sono spostate nell'area verde di Ignago, danneggiando la recinzione, e questo sarà sicuramente il danno più ingente, fortunatamente misurato con questa ondata di maltempo. Crediamo che anche qualche coltura sicuramente verosimilmente abbia avuto dei danni. Pesanti danni all'agricoltura, specie nel nord vicentino, alle colture e alle strutture delle aziende agricole. Il maltempo ha colpito piante da frutto, orti, vigneti, ma anche coltivazioni di mais e soia. L'agricoltura è pesante lì, soprattutto sul mais in fioritura, il momento più delicato, credo che lì purtroppo i danni siano superiori al 50-60%. Ed il presidente della regione Luca Zaia ha firmato stamane la dichiarazione di stato d'emergenza regionale in seguito al maltempo della scorsa notte. Sono in contatto con le strutture della protezione civile e con i sindaci dei numerosi comuni veneti che sono stati interessati dal maltempo. Spiega Zaia, le province di Venezia, Treviso e Vicenza, aggiunge il presidente, sono quelle maggiormente colpite, quindi anche in base al censimento dei danni in corso vedremo come procedere. Allo stato attuale abbiamo cognizione di danni da vento che sembrano interessare prevalentemente le alberature, ma in considerazione della grandine di grosse dimensioni temo ci siano anche danni a macchine, tetti, oltre che all'agricoltura. Ancora cronaca, ancora sangue sulle strade della nostra regione, tragedia oggi in A4 dove un'auto con targa svizzera è finita sotto un tir, morto l'uomo alla guida, feriti 3 passeggeri. Era da poco passato mezzogiorno, un probabile colpo di sonno, poi lo schianto contro un tir fermo in un'area di sosta ad Arino di Dolo, sotto cui la Porsche con targa svizzera è rimasta incastrata. Morto sul colpo in un groviglio di lamiere il conducente. 3 ragazzi a bordo con lui sono stati trasportati d'urgenza nell'ospedale di Padova. Secondo le prime informazioni, il più piccolo di 13 anni, ricoverato nel reparto di pediatria, non sarebbe in pericolo di vita, così come gli altri 2, un ragazzo e una ragazza di 14 e 16 anni. Sul posto è giunta la Polizia Stradale di Venezia e i Vigili del Fuoco da Mira e Mestre con l'autogru che hanno liberato i ragazzi dalle lamiere, il SUEM di Dolo e l'elicottero del soccorso sanitario. Inevitabili le code che hanno superato i 10 km in direzione Milano e hanno interessato anche il passante di Mestre fino all'entrata di Spinea e la A57 tangenziale fino allo svincolo Milano-Dolo. Code anche in direzione opposta a Trieste a causa del traffico temporaneamente fermato per permettere l'atterraggio in sicurezza dell'elisoccorso. Poco prima delle 14 la carreggiata in direzione Milano è stata parzialmente riaperta su 2 corsie di marcia. Ed ora la strage di Santo Stefano di Cadore, domani mattina i funerali a Favaro Veneto, Antenna 3 li seguirà in diretta a partire dalle 10 e questa sera in programma a partire dalle 21:15 una fiaccolata per ricordare le 3 vittime, Marco e Mattia Antoniello, papà e figlio, e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Ci colleghiamo quindi con Favaro dove c'è per noi Ilaria Marchiori con la collaborazione tecnica di Francesca Pezzo. A te Ilaria, buonasera.
Buonasera Marta, buonasera ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui davanti all'ingresso della chiesa di Favaro Veneto in via Altinia, dove alle 21:15 è previsto il ritrovo per poi partire alle 21:30 con una fiaccolata che è stata organizzata proprio in segno di solidarietà nei confronti della famiglia e che arriverà di fronte alla chiesa di Dese, dove viveva Marco con Mattia e dove vive Elena. Dovrebbe infatti esserci anche lei, Elena, la compagna di Marco, la mamma di Mattia e figlia di Maria Grazia Zuin, insieme anche al fratello e poi al papà e i genitori anche di Marco, oltre che il presidente della municipalità, rappresentanza del comune. Dovrebbe esserci anche il sindaco di Marcon, visto che Marco Antoniello anni fa aveva vissuto per un periodo a Marcon, e ovviamente moltissimi cittadini. Ricordiamo anche che appunto domani alle 10:30 si svolgerà il funerale, e nei 3 comuni coinvolti, quindi Venezia, Marcon e ovviamente Santo Stefano di Cadore, è stato proclamato il lutto cittadino. Noi rimaniamo qui in attesa dell'inizio della fiaccolata. Intanto da Favaro per ora è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. La cronaca ora ci porta nel Trevigiano con un macabro ritrovamento. Questa mattina a Mareno di Piave il cadavere decapitato di una donna è affiorato in un canale di irrigazione, era in acqua da anni. A notare in questa canaletta un corpo senza vita è stato un passante. Stamane, poco dopo le 11, siamo a Mareno di Piave, in via distrettuale, campi, vigneti ed aziende agricole. Nel canale di irrigazione, in prossimità di una chiusa, è stato visto affiorare il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione e senza testa. Subito è scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri, il SUEM ed i vigili del fuoco. Il corpo è stato recuperato ed ora, sui poveri resti, verranno effettuati tutti gli accertamenti e le analisi per risalire all'identità della vittima e alle cause della morte. Dallo stato del cadavere gli inquirenti deducono che fosse in acqua da parecchio tempo, 2 o 3 anni. Sembra assai improbabile la morte violenta e la decapitazione potrebbe essersi verificata nel corso dello spostamento del corpo ormai saponificato, trascinato dalla forte corrente in seguito al violento temporale di stanotte. Tra le ipotesi al vaglio circa l'identità della donna, quella che possa trattarsi di Dota Aninca, l'anziana residente a Santa Lucia di Piave, scomparsa il 2 luglio del 2020 quando aveva 83 anni. Forse aveva perso l'orientamento rientrando a casa. Per settimane i vigili del fuoco e le forze dell'ordine la cercarono dappertutto. Vennero scandagliati con i sommozzatori ampi tratti della rete interrata di irrigazione del Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave con i relativi sifoni. Si cercò dall'alto con i droni e da terra con l'ausilio dei nuclei cinofili, ma nulla. Qualche mese dopo, ad ottobre del 2020, dopo un vertice in prefettura, le ricerche ripresero, ma dell'83enne non si trovò alcuna traccia. Una scomparsa rimasta un mistero per 3 anni, ora forse la svolta, ma per sapere con certezza a chi appartengano i resti rinvenuti oggi sono necessari ulteriori accertamenti, probabilmente il test del DNA. Nel novembre del 2009 a Cadoneghe uccise la moglie a coltellate. La Corte d'Assise d'Appello conferma il massimo della pena per un 42enne marocchino. Ergastolo. La conferma arriva anche in secondo grado di giudizio per Abdel Fettah Gennati, il 42enne marocchino che la notte del 24 novembre del 2020 ha ucciso a coltellate la moglie Aisha nel loro appartamento di Cadoneghe mentre in casa c'erano i 3 figli. Nessuna attenuante è stata riconosciuta, nemmeno quella della semi-infermità mentale che avrebbe portato ad una riduzione della pena. La Corte d'Assise d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado per l'uxoricida Ergastolo. Gennati ha patteggiato anche per l'accusa di maltrattamenti ed è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Il 42enne operaio marocchino aveva massacrato la moglie a coltellate mentre la giovane donna era a letto con la figlia più piccola. Era ossessionato dalla gelosia, le impediva di uscire da sola con le amiche, la spiava e la maltrattava davanti ai figli. Aisha aveva denunciato la situazione ai carabinieri, ma aveva deciso di tornare a casa con il marito fino alla notte in cui è stata brutalmente assassinata. Gennati ha perso la patria potestà ed è stato anche condannato ad un maxi risarcimento ai familiari della moglie. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
Eccoci di nuovo in diretta, torniamo a Padova, chiuse le indagini nei confronti del maniaco della stazione che terrorizzava le donne. Un maniaco sessuale senza scrupoli, sarebbero 8 le vittime di violenze sessuali e abusi da parte di Ryan Vasti, il 20enne tunisino arrestato e finito in carcere a giugno con l'accusa di essere il molestatore della stazione di Padova che ha stuprato, minacciato e aggredito sessualmente 8 donne, tra di loro anche una minorenne. Concluse le indagini preliminari, si è scoperto che in un caso il giovane tunisino ha anche pedinato per mesi una delle vittime. I 7 episodi sono stati denunciati tra maggio e giugno di quest'anno, ma la sua prima vittima, l'8ª donna che lo ha denunciato, sarebbe stata pedinata per ben 9 mesi. Il tunisino è accusato di aver violentato una ragazza, spinta a terra in una zona appartata e costretta ad un rapporto sessuale, violenza avvenuta il 30 aprile scorso. Pochi giorni dopo, insieme ad un complice tuttora sconosciuto, ha invece stuprato una giovane dopo averla stordita con alcol e droghe. Stessa cosa per un'altra vittima il 28 maggio. In un caso è riuscito a intrufolarsi in casa di una delle donne seguite in stazione. Il tunisino è stato arrestato a giugno per spaccio, ma la sua descrizione combaciava con quella del maniaco. Da qui è scattata l'indagine. Il giovane deve anche rispondere di attestazioni di false generalità al momento dell'arresto. Infatti aveva detto di essere minorenne. Esce ufficialmente oggi in 73 sale d'Italia, 16 in Veneto. Siamo alla pagina della cultura. Il film girato tra Treviso e Mogliano, Le mie ragazze di carta, sostenuto da Veneto Film Commission. Il 1978 fu un anno eccezionale per me e la mia famiglia. La nostra vita cambiò radicalmente. Dai, se è solo questione d'abitudine. La Treviso degli anni 70 fa da sfondo all'ultimo film di Luca Lucini che oggi debutta nelle sale di tutta Italia. Treviso, Mogliano Veneto, Orsago. Il viaggio di una famiglia di campagna che conosce per la prima volta la città e quello più intimo di Tiberio, il ragazzo appena quindicenne che proprio a Treviso perderà la propria innocenza scoprendo l'amore. Biglietti per il cinema. Quelle sporcherie esposte così davanti a tutti. Vergogna. Ma tu le donne non le sogni mai? Tutto il resto passa in secondo piano. Madonna, che occhi. Non mangia più? Le mie ragazze di carta è una commedia delicata e poetica. L'amore di Marica per Tiberio, il racconto di una società che ha conosciuto il cinema a luci rosse, attratta e allo stesso tempo intimorita da un'idea del compianto Mauro Spinelli di Luca Lucini, rimasta nel cassetto per diversi anni, oggi portata alla luce anche grazie al sostegno della Veneto Film Commission. Quando Pepito, che è la casa di produzione, mi ha chiamato dicendo abbiamo questo lungometraggio che si girerà tra Treviso, Mogliano, sono quelle zone, con Rai Cinema, io insomma ero molto contento. Treviso devo dire che sta lavorando molto e attrae molto. Il film si sviluppa sul passaggio, sulla perdita di genuinità di questo ragazzo Tiberio. Tiberio mi assomigliava di più prima quando era in campagna, un po' perso, che gli piace fare le cose sue, una passione per l'erboristeria e io anche in un paesino non proprio in centro città. Non so se mi sarei spinta così tanto oltre con Tiberio e è comunque stata una bella esperienza interpretare un personaggio in certi casi simile a me. La conferenza stampa di presentazione della pellicola oggi a Casugana alla presenza del sindaco di Treviso Mario Conte e di diversi attori. Nel cast nomi noti, da Neri Marco Rea ad Andrea Pennacchi fino alle nuove rivelazioni, giovanissimi Alvise Marascalchi, Marta Guerrini e tanti volti trevigiani. Da Eleonora Panizzo a Davide Stevanato fino a Marco Sartorello. Dopo il debutto nelle sale, il passaggio in Rai, non prima però di aver deliziato il 1° agosto in Piazza Rinaldi i trevigiani. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Dopo una breve e temporanea pausa, l'anticiclone torna a dominare il nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 14 luglio. Sul Veneto atmosfera più stabile, bel tempo asciutto e soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature stazionarie, minime tra 17 e 25 gradi, massime sui 29-33 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso poche novità, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti, specie di pomeriggio, ma senza conseguenze. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, massime sui 31-32 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove la grafica ci mostra che sarà molto soleggiato, solo con qualche innocua velatura. Vediamo infine anche le temperature, le minime saranno intorno ai 19 gradi, massime sui 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.